Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live per quanto riguarda l'edizione flash del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con una notizia di cronaca. Un autista è rimasto ferito poco dopo mezzogiorno all'interno di un'azienda specializzata nella lavorazione di truciolato e scarti del legno ubicata nella zona artigianale Cascina Rinaldi di San Giovanni a Natisone. L'autista, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto violentemente col camion contro un pilone di un silos. Soccorso è stato trasportato all'ospedale di Udine a bordo dell'ambulanza, ricoverato in prognosi riservata. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale, rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. E restiamo in tema carabinieri perché è stato preso l'autore del furto che nelle settimane scorse aveva perpetrato denaro all'interno di una tabaccheria a Cervignano del Friuli e un 21enne incensurato del luogo di servizio. Preso dai carabinieri della compagnia di Palmanova, l'autore del furto al tabacchino di Cervignano del Friuli. Le investigazioni, che si articolavano sul campo attraverso l'analisi dei possibili itinerari percorsi dal malvivente per avvicinarsi all'obiettivo e per garantirsi poi la fuga, avevano permesso, grazie alla collaborazione fornita da alcuni privati e da alcune ditte del luogo, di raccogliere una serie di elementi che avevano consentito di dare un volto e una fisionomia al soggetto resosi responsabile dell'azione criminosa e di immortalare il velocipede del quale lo stesso si era servito nel corso dell'azione. Ben presto l'analisi e l'inferenza delle informazioni raccolte avevano messo gli investigatori sulle tracce di un soggetto incensurato del luogo, le cui caratteristiche fisionomiche erano compatibili con quelle dell'autore. La perquisizione operata presso la residenza aveva permesso di rinvenire i capi di abbigliamento, il coltello da cucina e la bicicletta dei quali l'uomo si era servito per perpetrare il reato. Nei giorni scorsi si è tenuto l'interrogatorio disposto dall'autorità giudiziaria, nel corso del quale KC, le sue iniziali, 21enne di Cervignano, ha ammesso le proprie responsabilità e spiegato le difficoltà economiche che l'avevano indotto ad improvvisarsi rapinatore. Cambiamo argomento, oggi in Friuli Venezia Giulia per un totale di 9.497 test e tamponi sono state riscontrate 83 nuove positività al Covid, pari allo 0,87% su 4.191 tamponi molecolari, 78 nuovi contagi, mentre i 4.500 test rapidi antigenici hanno registrato 5 casi. 2 decessi, una donna di 94 anni e un uomo di 84, entrambi di Trieste, morti in ospedale. 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati calano a 39. Per quanto concerne il personale del Servizio Sanitario Regionale, si registrano le positività di un'infermiera all'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e di un infermiere al CRO di Aviano. In merito alle strutture residenziali per anziani si registrano 3 contagi tra gli ospiti nell'area di Trieste e uno tra gli operatori nell'Isontino. Il centro di salute mentale di Tarcento si trasferirà nei prossimi giorni nella nuova sede provvisoria di Viale Marinelli nel centro collinare. Lo spostamento permette di usufruire di spazi nuovi e adeguati, permettendo l'accoglienza dei pazienti e degli utenti in un luogo ospitale e dove gli operatori potranno mantenere tutte le funzionalità in essere. L'attività del centro è di diversa tipologia, ambulatoriale, territoriale per le cure domiciliari e riabilitativa per il reinserimento dei pazienti. Il trasferimento sarà in via provvisoria, considerato che i lavori per la sede definitiva del nuovo distretto di Tarcento sono in fase di progettazione in virtù del finanziamento concesso dalla Regione, che consentirà nel prossimo futuro un'adeguata sede distrettuale per tutti i servizi correlati all'assistenza territoriale dei cittadini. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del primo pomeriggio. Ulteriori notizie sul nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.